Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi, come tutti i giorni, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio dopo alcuni giorni di impegni e quindi in cui non si è svolta la conferenza stampa di Zaia. Oggi il governatore ritorna a parlare dell'emergenza coronavirus e naturalmente anche della situazione in generale alle 12:30. Quindi fra mezz'ora inizierà la conferenza stampa, il punto stampa quotidiano del Presidente della Regione Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Noi saremo collegati, saremo sul posto con i nostri giornalisti, i nostri operatori per sentire quali sono le ultime novità. Novità che almeno a vedere i dati, poi li vedremo insieme, di questa manovra, passateci il termine, a tenaglia. Da una parte un calo vistoso ormai continuo sia dei ricoveri che dei contagi, dall'altra un aumento molto forte dei vaccini, delle vaccinazioni sia delle prime che delle seconde dosi. Questa manovra a tenaglia sta un po' riducendo al minimo quelle che sono le possibilità dell'emergenza coronavirus di proseguire, di crescere, di esplodere nuovamente. C'è da dire anche questo, che si parla sempre con maggiore insistenza dell'eliminazione dell'uso delle mascherine per ora all'aperto, poi vedremo quello che succederà. Si parla anche, sono tutti rumors, come si dice in gergo, informazioni non confermate ancora che arrivano poi da Roma, anche dell'eliminazione dello stato di emergenza a partire dalla fine di luglio. Tutto da vedere, tutto da capire. Noi come sempre seguiremo gli sviluppi di tutte queste situazioni, ve le racconteremo minuto per minuto. Allora, dicevamo, fra mezz'ora la conferenza stampa di Luca Zaia. Fra poco saremo in collegamento con Padova, dove la nostra Valentina Visentin dovrebbe ragguagliarci riguardo le ultime novità padovane e raccontarci anche un po' come è andata ieri, perché ieri si è svolto l'ultimo atto della festa del Santo. Ricordate, il 13 giugno l'ulna del Santo è partita dalla Chiesa della Salute di Venezia per arrivare a Padova in un viaggio che abbiamo seguito con i nostri giornalisti, i nostri operatori, con una diretta che è durata tutto il giorno. Ieri la reliquia è tornata in laguna e abbiamo seguito passo passo e naturalmente anche in acqua, perché si è svolta per via prima fluviale, poi in laguna, poi nei canali di Venezia, il ritorno di questa preziosa reliquia di Sant'Antonio nella Chiesa della Salute. Non usciva da più di 400 anni. Valentina Visentin era nella pattuglia dei giornalisti che ha seguito e raccontato l'evento in diretta. Appena riusciremo a parlare con lei, a metterci in contatto, ne sapremo poi com'è andata. Sempre da Padova però, intanto con la regia di Fabio Verini, vi facciamo vedere l'aggiornamento sull'inchiesta dell'incidente aereo che è avvenuto proprio a Padova. Si è schiantato un velivolo appena fuori dall'aeroporto di Padova. Ci sono anche forti polemiche in corso. Quella che poteva essere una strage è stata evitata perché, a detta di Roberto Carfagna, presidente del consorzio Padova Fly Service, le regole utilizzate a presidio di sicurezza hanno retto. Né mi risulta, sottolinea il dirigente, che negli ultimi 20-30 anni ci sia stato un incidente di tale gravità. Per il sindaco Giordani poteva essere un vero disastro se fossero state coinvolte abitazioni o se il velivolo fosse piombato nella strada che è molto trafficata. Il primo cittadino dice di attendere fiducioso le inchieste in corso, una della Procura della Repubblica e l'altra dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo. Giordani ricorda che l'Allegri è un aeroporto sanitario di primo livello, nonché la sede del SUEM. Capisce ovviamente anche le preoccupazioni e promette di seguire con la massima attenzione l'evolversi dei fatti, in un costante confronto con le autorità preposte e con le istituzioni locali. Anche l'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, ha chiesto una relazione sull'accaduto. I resti dell'aereo sono stati spostati nell'area dell'aeronautica a fianco della pista dell'aeroporto Allegri. Sulla manovra appare sempre più realistico che la vittima, l'84enne imprenditore comasco Egidio Gavazzi, abbia impostato male l'atterraggio, anche se ritenuto un pilota di esperienza. Quale futuro per l'aeroporto Allegri? Ricordiamo che è una delle 3 basi del SUEM 118 in Veneto, dove da pochi giorni è arrivato un nuovissimo elicottero d'avanguardia. All'Allegri atterrano anche di notte i voli per il trasporto di organi da trapiantare. C'è una scuola di pilotaggio e l'Aeroclub. Allora, su questo tema del futuro dell'aeroporto Allegri di Padova, la città sta un po'
discutendo perché c'è naturalmente il quartiere. Dopo fatti come questo non può che essere preoccupato. C'è chi sostiene che ormai una struttura del genere in un contesto praticamente urbano, così antropizzato, tra l'altro anche circondato da strade a scorrimento importantissime per la viabilità padovana, sia un po' ingestibile, sia inaccettabile. Naturalmente riportiamo quelle che sono le opinioni, le voci che ci arrivano dai padovani. C'è chi dice invece che è un caso tragico, una fatalità, purtroppo una vicenda che è successa, una cosa che è successa, ha perso la vita una persona, nessuno si permette di sminuire niente di tutto questo, però c'è chi dice l'Allegri deve restare dov'è, l'aeroporto di Padova deve restare dov'è, punto, stop. Di questo magari sentiamo se la nostra Valentina Visentini, in collegamento via Skype adesso da Padova, ha già qualche notizia in più. Se ci fa un cenno per il via libera la mandiamo subito in onda, sempre con la regia di Fabio Verin. Da una parte se ci sono novità sull'Allegri, dall'altra Valentina Visentini, che ha partecipato ieri alla celebrazione del ritorno dell'Ulna del Santo in Basilica della Salute a Venezia. Insomma, come ha vissuto questo evento? Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, sentivo che stavi parlando di quanto è accaduto sabato all'aeroporto Allegri di Padova, quindi farei un attimo un breve riassunto e ti direi le novità che però arriveranno più che altro in giornata, visto che di fatto sono state aperte 2 inchieste sull'episodio di sabato, quindi l'incidente aereo costato la vita al pilota Egidio Gavazzi, 84 anni, che si è schiantato in fase di atterraggio all'esterno dell'aeroporto. Oggi è una giornata importante perché Roberto Carfagna, che è il direttore del consorzio Padova Fly Service, che gestisce i servizi essenziali dello scalo dell'Allegri, consegnerà all'ENAC una relazione dettagliata sull'accaduto e quindi si potrà di fatto poi cominciare a capire e delineare meglio quanto è accaduto sabato con questa manovra che poi ha di fatto fatto schiantare l'aereo all'esterno dell'area dell'aeroporto. Sulla questione dell'Allegri si tornerà anche a parlare perché comunque il quartiere si sta di nuovo animando. La questione della presenza dello scalo dell'Allegri proprio vicino alla città e in mezzo alle case è da sempre insomma un argomento che crea polemica a Padova, ancor più dopo i fatti accaduti sabato. Quindi insomma oggi ci sarà la relazione dettagliata e comunque anche il sindaco Giordani ha annunciato che si tornerà a discutere sulla eventuali sistemazioni dell'aeroporto Allegri, che di fatto è un'area demaniale. Valentina, allora, detto questo, passiamo all'altro tema di giornata. Abbiamo giusto un paio di minuti, un minuto e mezzo prima della pubblicità. Che cosa avete vissuto voi della nostra emittente di Media Nord-Est ieri in questa giornata così importante, anche dal punto di vista religioso, sociale per Padova, ma per Venezia? È stata una grande emozione quella vissuta ieri, un viaggio lungo perché insomma abbiamo ripercorso veramente le tappe, quello storico viaggio fatto nel 1652, i luoghi sono stati quelli, l'abbiamo percorso via acqua rivivendo proprio lo stesso itinerario fatto dalla reliquia 639 anni fa. Lungo l'acqua è stato soprattutto bello vedere la grande partecipazione dei fedeli che si affacciavano dalle case, che ci aspettavano lungo gli argini, avevano poi nelle tappe di Noventa, Stra, Dolo, Mira e Oriago. È stato bello anche vedere la preparazione dell'accoglienza a festa di questi comuni insomma, che aspettavano il passaggio del santo. È stato strano vedere la reliquia del santo, ma anche il busto dorato viaggiare lungo l'acqua e arrivare poi in laguna. Suggestivo il momento dello storico passaggio della reliquia da padre Oliviero Svanera al patriarca Francesco Moraglia, quando sono saliti sulla Dogaressa, che è un'imbarcazione che io non avevo mai visto ed è una storica gondola, però allestita, è colorata, è bianca ed è allestita con tutti i paramenti ed è l'imbarcazione che viene utilizzata dai papi quando vengono in visita in laguna. Quindi un'imbarcazione sì, molto suggestiva, molto bella. Come è stato suggestivo attraversare il Canal Grande, arrivare alla Salute e vedere anche lì la grande devozione, insomma il santo che è riuscito ad unire la terraferma padovana con la laguna di Venezia, ha fatto insomma ha reso speciale questa giornata lunga
faticosa, ma devo dire molto molto emozionante. Allora Valentina, la pubblicità incombe, però possiamo dire ai nostri telespettatori che chi non le ha viste ieri in diretta potrà vedere le immagini di questo evento, in teoria fra poco nel servizio che la vostra redazione ha già confezionato. Stiamo finendo proprio di preparare questo servizio che riassume la giornata di ieri. Benissimo, Valentina, noi ti ringraziamo per questo collegamento, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro. Torniamo in studio, ringraziamo la collega, adesso vedremo fra poco queste bellissime immagini, adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, scusate, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Come sempre siamo in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato con la nostra redazione padovana. Ora andiamo a sentire le ultime novità da Vicenza con Gabriella Basso che ci aspetta. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, buon giornata ai telespettatori di Rete Veneto ovviamente. Cosa succede da quelle parti, Gabriella? Allora, oggi parleremo di spaccio perché ci scrivono in redazione i telespettatori che non esiste solo la Movida, il problema della Movida a Vicenza, ma rimane forte e costante il problema del spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nella zona di via San Felice, quindi siamo andati ovviamente come nostra uso e consuetudine, siamo andati a verificare sul posto, siamo andati a sentire i residenti, tra l'altro un argomento è una zona che avevamo già trattato diverse volte, ma ci siamo tornati perché giustamente ci dicono appunto i telespettatori: parlate sempre solo di Movida, ma c'è anche dell'altro e continua a esserci appunto il problema dello spaccio. Siamo anche non molto lontani da Campo Marzo, insomma, quindi la zona è quella abbastanza conosciuta. Parleremo anche di Covid, ma in senso più che altro di quanto ancora sta andando avanti la vaccinazione e di chi non si è vaccinato, perché l'Uslotto Berica ha inviato circa 1600 lettere a personale sanitario, medico, ma anche di case di riposo di sua competenza che non hanno ancora effettuato il vaccino, chiedendo chiarimenti, perché sapete che la nuova ordinanza emessa dal governo prevede che chi lavora appunto in questo ambito debba vaccinarsi, quindi vedremo poi quali saranno gli effetti finali di queste lettere. Potrebbe esserci anche la sospensione o si parla addirittura del passaggio in altri reparti, però è tutto ancora da capire, da chiarire. Parleremo di caldo perché c'è tanto caldo e c'è stato un po' l'assalto di chiamata al pronto soccorso, soprattutto di anziani, perché diventava ci sono stati malori, difficile da sopportare, quindi sentiremo anche qui come sta andando il comune. Tra l'altro ha mantenuto aperto, vi ricordate l'estate c'era estate sicura a Vicenza, adesso rimane Vicenza sicura, ma con lo stesso compito, quindi di aiutare ed essere di servizio proprio ai tanti anziani che magari rimangono in città, sono da soli e con queste temperature diventa magari difficile anche resistere e sopravvivere. Gabriella, allora vediamo già da ora che il TG Vicenza di questa sera sarà pieno di notizie, tra l'altro continua il rapporto molto forte che c'è fra la nostra redazione e i quartieri, la città, sono tantissime le istanze, le richieste, le proposte che ci arrivano dai telespettatori, ma non solo, soprattutto dai cittadini, quindi buon lavoro, se ci sono novità non esitate a richiamarci, il resto lo vediamo nel TG Vicenza. Grazie, buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio, ma solo c'è giusto il tempo di vedere le straordinarie immagini del ritorno della reliquia del santo a Venezia. Vediamole insieme. Lo vedete, padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio, che ha con sé la reliquia, che mostra alla città, mostra a tanti fedeli presenti qui sul sagrato al termine della messa delle 11. Svanero, e intanto sentite. Esce dal santo per imbarcarsi al portello, salutata dall'alzata di remi delle imbarcazioni storiche venete. Carissimi, all'inizio del nostro pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo maturato questo proposito. La Basilica di Sant'Antonio e la Basilica della Madonna della Salute attestano la devozione del popolo di Dio e dei fedeli che vi accorrono da ogni parte per incontrare il Santo e Maria Santissima. È iniziato così, con una benedizione dalle acque, il viaggio di ritorno a Venezia della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio, che dopo una settimana di ostensione ha lasciato la Basilica del Santo a Padova.
La reliquia a bordo di un'imbarcazione dei Carabinieri ha ripercorso l'antico tragitto, lo stesso fatto nel 1652 quando venne donata dai frati del Santo alla Serenissima. Un viaggio suggestivo lungo la riviera del Brenta che Rete Veneta, canale del nostro network Media Nord-Est, ha seguito passo passo in diretta per portare nelle vostre case l'emozione del pellegrinaggio della reliquia. E ora insieme diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. A Noventa Padovana, Stra, Dolo, Mire, Oriago le soste per una preghiera e una benedizione. Lungo il tragitto, affacciati dalle case o in trepidante attesa sugli argini, migliaia e migliaia di fedeli hanno salutato il passaggio della barca. Meraviglioso, meraviglioso, una storia che tutto il mondo può guardare anche in questo momento attraverso i nostri canali e i siti internet. Sant'Antonio è sempre a fianco, è sempre vicino quando ci sono sofferenze, quando il popolo è nel bisogno. L'arrivo in laguna e l'ingresso in Canal Grande, dove in campo San Samuele ad attenderla c'era il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Ed ecco il momento. Il bacio alla reliquia di Monsignor Moraglia. Sale a bordo della Dogaressa il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. È un momento storico. È un momento straordinario. Questa è una gondola sostanzialmente, solo che ha un parecchio, come si dice, da parata, e quindi ha un grandissimo lavoro di intagliatori, di tessitori. Da qui il trasbordo sulla Dogaressa, la storica barca che accompagna i papi in visita in laguna. Immagini uniche per questo storico momento che ha segnato le celebrazioni del Giugno Antoniano, che ha unito quest'anno, nel segno del Santo, Padova e Venezia. Dopo le immagini che avete visto l'anno scorso con il sorvolo del Santo in elicottero sulla sua città, sui luoghi del dolore e della pandemia, quest'anno un'altra giornata, doppia giornata possiamo dire, perché c'è stata domenica 13 e ieri, dedicata al culto, alla religiosità a Sant'Antonio, in questo caso anche a Venezia. Immagini davvero straordinarie, avete sentito anche il commento delle persone che stavano seguendo assieme al vice direttore dei nostri telegiornali Ferdinando Avarino questo evento, insomma una cosa decisamente straordinaria. Noi fra poco saremo in collegamento con il governatore Luca Zaia alle 12:30 dalla sede della Protezione Civile di Marghera per sentire questa emergenza coronavirus da che parte va. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in attesa dell'arrivo del governatore Luca Zaia nella sede della Protezione Civile di Marghera, ma prima di andare a sentire le novità con Zaia, vediamo le novità da Padova sull'ennesima aggressione in centro storico. I carabinieri sono già sulle tracce del branco che nella notte tra venerdì e sabato ha picchiato selvaggiamente due giovani di 26 e 22 anni in Piazza dei Signori. Piazza dei Signori, dunque, torna al luogo della violenza alle 3 di notte, quando i due stavano bevendo una birra seduti sui gradini della Gran Guardia. Il video dell'aggressione è già nelle mani degli uomini dell'Arma, che avrebbero già identificato alcuni degli aggressori, già noti alle forze dell'ordine. Sempre venerdì, ma in Piazza Duomo, va in scena un'altra rissa che vede contrapposti 3 ventenni stranieri e 2 italiani. Gli italiani hanno avuto la peggio. Situazione incandescente dunque, la ripartenza ripropone problemi ben noti prima dell'emergenza sanitaria. Le forze dell'ordine presidiano le zone più calde, ma la situazione resta di difficile gestione. Sabato intanto gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso per 5 giorni il Bar Fly di Galleria Tito Livio perché tra un cliente e l'altro non pulivano i tavolini ed è stato multato un altro bar del centro che dava da bere alcolici ai minori. Allora, queste erano le informazioni da Padova. Noi siamo in attesa dell'arrivo del governatore Luca Zaia. Prima di andare da Zaia però vediamo assieme qualche dato sull'emergenza coronavirus. Ricordiamo ai nostri telespettatori che questi non sono dati aggiornatissimi, non che noi non vogliamo darvi dati aggiornati, semplicemente che come sempre quando c'è conferenza stampa di Luca Zaia li fornisce il governatore, quelli ultimi arrivati. Allora questi riguardano ieri pomeriggio alle 5, insomma mancano le 12 ore notturne
notturne, manca un po' di materiale, però possiamo dire che eravamo a 5.197 casi nel pomeriggio di ieri. È plausibile che oggi si scenda sotto le 5.000 unità, sarebbe una giornata davvero storica per questo periodo così complicato. Un solo caso positivo in più nelle rilevazioni domenicali, e anche qui è un dato incredibile che fa davvero ben sperare per l'immediato futuro. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 425.010 le persone che sono risultate positive al tampone. Sono 408.000 i guariti, sono purtroppo, questo dato continuerà ancora per un po' ad angustiarci, a inseguirci anche in queste dirette, 11.603 le persone che hanno perso la vita con il coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci fa capire che strada sta prendendo l'emergenza dal punto di vista prettamente sanitario. Sono 297 le persone ricoverate in area non critica, di cui 210 negativizzate, 887 ancora positive. Sono più del doppio, quasi il triplo le persone negativizzate, quindi anche qui la forbice si apre sempre di più con la potenza di questo dato, e vuol dire che anche la sanità sta respirando. Solo, permetteteci di dirlo, solo 41 persone ricoverate in area non critica, e qui il dato è praticamente uguale, 20 ancora positivi al coronavirus, 21 che si sono negativizzati, 0 decessi, ed è importante, nessun morto. Bisogna riuscire a mantenere questo 0 per più bollettini di fila, vuol dire che non ci sono stati decessi. Non sappiamo nelle ultime ore, perché come sempre il dato che fornisce Zaia, di solito lunedì può esserci qualche variazione vista la difficoltà poi di reperire informazioni la domenica. Un bilancio negativo di un'unità in area non critica, bilancio sostanzialmente invariato per quanto riguarda l'intensiva. Torniamo in studio sempre con un occhio per vedere se sta arrivando Zaia. Non è ancora arrivato Zaia, allora con la regia come sempre di Fabio Verin vediamo i dati delle vaccinazioni. Anche questi, ricordiamo per i nostri telespettatori, poi c'è qualcuno che ci scrive ci chiede perché sono diversi quelli che ha da Zaia, perché questi non sono aggiornati a questa mattina, sono gli ultimi disponibili che ci sono. Vediamo che il Veneto aveva inanellato 52.000 somministrazioni, superando il record di qualche giorno fa, perché eravamo arrivati al massimo a 50.000, essere a 52.000 insomma vuol dire che la macchina marcia a pieno ritmo. 3.630.632 il totale delle dosi somministrate. Prime dosi 24.188 nell'ultima tornata disponibile, per un totale di 2,5 milioni, ormai mancano poche decine di migliaia di unità. Cicli completati siamo a 1.200.000 quasi, per 28.000 cicli completati nell'ultima tornata disponibile. Dosi somministrate su dosi fornite, percentuale 91%, vuol dire che il Veneto sta correndo, ma ha ancora magazzino, ed è molto molto importante avere il magazzino disponibile. Vediamo le percentuali: il 50% della popolazione, ormai 50,4% scusate, ha ormai almeno una dose, 23,9% ha la copertura completa, vuol dire che ci avviciniamo a un quarto dei veneti completamente coperti per il coronavirus, in vista di un'estate in cui la ripartenza e la riapertura, come vedete anche il nostro hashtag ripartiamo, che vedete in sovrimpressione nella parte alta del vostro schermo, vuol dire che si sta ripartendo e che le possibilità per ripartire ci sono davvero tutte. E vedete poi, questo è un dato un po' più complicato, ma sono le percentuali con le fasce di età. Vediamo che la fascia 12-19 è ancora molto bassa, 20-29 siamo al 19,2%, poi si sale 21%, finalmente anche la fascia 40-49 anni comincia ad avere dati importanti, 1 su 2 ha avuto la prima dose, più si va avanti più si sale, con un 96,4% per gli over 80, molto importante perché
perché vediamo che vuol dire che ormai la prima dose è cosa fatta in molte aree del Veneto. Popolazione, fasce di età e cicli completi un po' più indietro, però come dicevamo un quarto dei veneti ormai sono completamente coperti, e è un po' più difficile arrivare perché sappiamo che i tempi anche tecnici, logistici di questa grande macchina sono quelli che sono, però sicuramente fra poco avremo da Luca Zaia in diretta, fra un paio di minuti, forse meno speriamo, dalla sede della Protezione Civile di Marghera, tutte le informazioni del caso. Allora, ultima parte di questa tabella fondamentale: disabili e vulnerabili. Disabili 77% ha avuto almeno una dose, il 65% ha avuto il ciclo completo. Vulnerabili quasi l'80% ha avuto almeno una dose, il 62% ha avuto il ciclo completo. Vuol dire che gli over 80, le persone anziane, le persone vulnerabili, le categorie che potrebbero essere esposte a un rischio di ricovero anche in terapia intensiva se dovessero incappare nel coronavirus, sono quasi tutte al sicuro, e questo è molto importante. Il risultato di tutto questo è che sempre più spesso abbiamo 0 decessi e abbiamo sempre più posti liberi in ospedale. Torniamo in studio, siamo pronti a dare la linea in qualsiasi momento alla sede della Protezione Civile di Marghera, dove aspettiamo, dovrebbe essere già arrivato, ma immaginiamo qualche istante di ritardo dovuto a impegni contingenti del governatore Luca Zaia, che non vediamo ancora seduto al suo posto. I microfoni ci sono, i nostri giornalisti ci sono, ma ci vorrà un attimo di pazienza. Vi ricordiamo allora che diamo un'occhiata a quello che arriva dall'ANSA, se ci sono novità dall'ANSA per quanto riguarda le ultime notizie, soprattutto dal Veneto. Vediamo per esempio, questo non riguarda il Veneto, riguarda però la presa di posizione di Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive ospedale Sacco di Milano. Il dibattito è di ordine elettorale, addirittura una presa di posizione fortissima da parte del medico, perché i fatti dicono che non abbiamo ancora risolto l'emergenza e che in un paese come il nostro, in cui ogni regione fa quel che vuole, mantenere una situazione in cui c'è maggior capacità di controllo sui provvedimenti più importanti è rassicurante e necessario. Perché Galli dice questo? Per rispondere alle ipotesi di cui abbiamo parlato prima anche noi, riguardanti la proroga dello stato di emergenza per coronavirus oltre il 31 luglio. Ci sono delle voci che dicono che probabilmente a fine luglio si andrà a ridurre questa emergenza, però è tutto da vedere e da verificare. Noi siamo sempre collegati, vediamo se succede qualcosa. No, non succede niente, non abbiamo ancora notizie dei nostri giornalisti sul posto che sia in arrivo Zaia, però stiamo in doppia finestra in modo tale da poter lasciare subito spazio al governatore. Temi del giorno, naturalmente si parlerà di vaccini, perché avete visto i dati sono importanti. È plausibile che si parli anche del periodo di vacanze. Ricordiamo, oggi, primo giorno d'estate, oggi inizia l'estate, che dovrà essere quella della ripartenza anche per un settore come quello turistico, che ha patito veramente danni enormi nell'ultimo anno e mezzo. Basti pensare al periodo invernale per la montagna veneta e cos'è successo. Lasciamo la parola al governatore. Buongiorno a tutti. Grazie, scusate il ritardo. Noi fra l'altro ci vedremo ancora mercoledì sicuro, dopo la prossima settimana col punto Covid chiudiamo, però chiudiamo fra virgolette, nel senso che quando servirà faremo ancora la convocazione qui a Marghera. Ovviamente servirà perché avremo da lanciare magari nuove iniziative o informazioni ai cittadini, perché il punto nasce con l'idea di tenere sempre aggiornati i veneti, e con una punta di orgoglio diciamo che i veneti sono stati la comunità più aggiornata diciamo in tempo reale a livello nazionale, perché insomma noi abbiamo dedicato, vorrei ricordare che siamo qui da settembre, metà settembre, per cui insomma ne abbiamo fatte assieme di conferenze stampa, di informazioni eccetera. Allora partirei, per recuperare 10 minuti di ritardo, allora partirei con i tamponi. Sono 5.587.000 molecolari e 5.103.000 rapidi, totale 10.690.000. 10.690.000. Nelle ultime 24 ore 8 positivi. Vi abbiamo sempre detto, guardate, il punto stampa fisso
andrà a scemare fino a quando non ci sarà, diciamo, un dato tranquillo. Vedete, 8 positivi in 24 ore sono esattamente lo 0,15% di prevalenza, di incidenza, chiamatela come volete. Quindi il dato assolutamente più basso della storia di questa seconda parte del Covid. Di 8 positivi vuol dire 1 per provincia. Ci sono però, quindi bisogna tenere sempre presente che ci sono. Dall'inizio dell'infezione sono 425.017 i contagiati, trovati con il contact tracing, ovviamente sono molti di più. Positivi ad oggi sono 5.002 e caleranno vorticosamente perché si negativizzeranno. Peraltro oggi devo dire che abbiamo ricoverato una ragazza bengalese di 32 anni all'Università di Padova, scusatemi, presso l'azienda ospedaliera nostra di Padova, e non vaccinata, è finita purtroppo direttamente in terapia intensiva. Fra l'altro dei 7 ricoverati, se volete un dato, che abbiamo a Padova, dei 7 ricoverati 4 non sono vaccinati, 3 sono vaccinati ma si sono positivizzati a ridosso di qualche giorno dalla prima dose, quindi è ulteriore dimostrazione che il vaccino, quando c'è, funziona. Poi ovviamente se qualcuno decide di non farlo, vi ricordo che la vaccinazione è volontaria, su base volontaria. I ricoverati totali ad oggi sono 338. Che si sommano ai 41, ai 41 dell'area delle terapie intensive. Sono 2 numeri invariati, probabilmente anche un bollettino da fine settimana, ma sono comunque numeri solidi. E questi 338, eccoli qua, scusate, area non critica, ho fatto io confusione, area non critica 2,97, 41 in terapia intensiva. Se li sommiamo alle terapie intensive non Covid sono 352 più 41. Quindi sono 393. Totale dei decessi 11.603, ovviamente invariato, quindi vuol dire 0 decessi, e dimessi 22.103. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 40.000 vaccini, 40.761 vaccini, e devo anche dire che stiamo finendo il Pfizer, nel senso che il Pfizer abbiamo 40.000 dosi, poco più, per cui c'è il problema della disponibilità di vaccino. Peraltro confermo che se andiamo a vedere il dato dell'annunciato delle forniture nel trimestre, visto che si conclude con fine giugno, siamo assolutamente sotto target. Mi sembra che sia vi dico il dato esatto, se prendiamo il target, ovviamente previsione, siamo sotto del 25% con Pfizer, del 25,60% con Pfizer a luglio, con le previsioni di luglio, quindi dal 23 di aprile a luglio con le previsioni di tutto questo periodo siamo a meno 25,60 di Pfizer e meno 65,74 di Moderna. Quindi c'è la vaccinazione che procede, ma ci mancherebbe, sta procedendo bene, però potrebbe sicuramente essere più incalzante se avessimo vaccini. Ne parlavo anche l'altro giorno col commissario Figliuolo, anzi l'altro giorno, sabato sera, e c'è questo tema, c'è il tema che ci vuole una fornitura, c'è una straordinaria di vaccini, perché comunque se no noi continueremo a vaccinare, ma con i tempi di una vaccinazione che ha tutti i suoi limiti dettati dalle quantità. Allora, gli over 80 sono vaccinati o prenotati al 99,3%, quindi maggiore di 80 anni, 99,3%, vaccinati o prenotati. 70-79
della fascia di età 70-79 88,9, la fascia di età 60-69 82,4, la fascia di età 50-59 72,3, i 40-49 60,5 e poi ci sono gli altri a scendere, insomma, vi dico, se volete vi dico anche gli altri, il 30-39 47,5, il 20-29 51,7, il 12-19 21,6. Faccio gli auguri intanto al maestro Fabrizio Visentin, compie oggi gli anni, non so, molti lo conoscono, di Oderzo, la giovane orchestra d'archi, fra l'altro, un sacco di iniziative del maestro, oggi fa 104 anni, quindi veramente un augurio al maestro Fabrizio Visentin per i suoi 104 anni, cioè li ha fatti ieri per la precisione, però insomma volevo ricordarlo. Auguri alla signora Giulia di Agordo che ha fatto già 100 anni questo fine settimana, e auguri anche alla signora Elda Villanova di Crocetta del Montello che oggi fa 102 anni. Se avete domande prego ragazzi. Rosato, Lanzan, Moscati, Bonet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito di vaccini, giunge notizia che ci saranno riduzioni sensibili delle forniture vaccinali a luglio. Sì. Ecco, ma il generale Figliuolo aveva promesso decine di milioni di vaccini. Qui i vaccini anziché aumentare diminuiscono. No, glielo dico perché ovviamente lei, come dire, tra virgolette, è una delle vittime di questa riduzione, come certo. sono i cittadini, però non le sembra che sarebbe il caso forse di essere più prudenti e più realistici prima di promettere 20 milioni di vaccini e poi non solo non c'è un aumento delle forniture ma c'è una riduzione? A questo proposito non so se lei ha dei dati precisi sulla riduzione prevista. Sì, ce l'abbiamo. No, i dati ve li ho detti, nel senso che oggi noi sappiamo con certezza, in base all'annunciato, come diciamo noi, scusate, eccolo qua, in base all'annunciato noi sappiamo che abbiamo, allora, la previsione del 23,4 era di fino al 30/7 per Pfizer era di 4.230.000 dosi, esattamente 4.230.900, scusate 4.230.592 dosi. Ne sono state consegnate, diciamo secondo quello confermato, 3.908.873, dopo vi diamo questi dati, un meno 7,60 di Pfizer al 37. Moderna, fino al 5,7 abbiamo l'annuncio, meno 20,03, cioè dal 23,4 fino al 5,7 Moderna ci dà un meno 20%. Adesso vengo. Se guardiamo la nota del mese di luglio e guardiamo lo scostamento solo del mese di luglio rispetto alla previsione del 23,4, prima vi ho dato tutti i mesi del 23,4, adesso solo di luglio, Moderna 65 meno 65,74 meno e Pfizer a meno 25,60, cioè a luglio questi due dati, meno 25,60 per Pfizer, meno 65, è in base alla previsione delle forniture che ci avevano detto mesi fa. Sono degli assoluti? Sì, come no. Gli assoluti di luglio erano 855.453 di Pfizer e le consegne di luglio saranno 636.480, quindi fate la differenza di 218.973 dosi, meno 25,60.
Invece di Moderna l'annuncio delle forniture era 379.017, in consegna sempre ce ne siano 129.857, meno 65,74. Non so, sono finiti. Sinceramente non sappiamo cosa farsene, nel senso sono in qualche sgabuzzino. A circolari invariate e a determinazioni AIFA e CTS di oggi, capite che quando tu hai gli over 80, 99% vaccinati o gli ottantenni, i settantenni eccetera, noi abbiamo già da parte quelle per le seconde dosi, diciamo non è che ci preoccupiamo più di quanti se ne arriveranno di Pfizer, di AstraZeneca o Johnson Johnson, però voglio approfittare per fare un appello, siccome adesso anche le farmacie sono operative, i medici di base, c'è la possibilità per gli over 60 di fare addirittura la vaccinazione con un'iniezione solo di Johnson Johnson, approfittino per recarsi o nei centri vaccinali con l'accesso diretto, chi ha più di 60 anni, oppure nelle farmacie per farsi direttamente il Johnson Johnson. Quindi sulla fornitura, Filippo, per rispondere alla tua domanda, non so quale sia la motivazione di questa decurtazione. Stiamo parlando di previsione, io ve l'ho sempre detto, noi prudenzialmente abbiamo sempre programmato agende, se voi pensate noi siamo aperti con le agende fino al 4 di agosto, sempre in via prudenziale cercando di immaginare che non sarebbero arrivati tutti quei vaccini che ci avevamo promesso. Dopodiché è ovvio che se riuscissimo ad avere una cifra e quella si conferma nel tempo, la programmazione sarebbe molto più puntuale, ma oggi non è così. Ecco, a proposito di programmazione, ieri la Fondazione Gimbe ha punzecchiato un po' il Veneto collocandolo al terzultimo posto nell'attività di testing, cioè di tamponi. Veneto terzultimo, Emilia penultima e, se non sbaglio, Puglia ultima. Ora, c'è stato un rilassamento in questa attività? No, anzi io ringrazio tutti. Il problema è che i centri tamponi, noi adesso facciamo tamponi di screening, personale della sanità, personale dell'RSA, ospiti dell'RSA, ospiti degli ospedali, cioè i nostri pazienti. Quindi stiamo parlando di tamponi di screening che facciamo, poi abbiamo fatto, che so, i centri estivi o altro, però capite che quando voi avete un dato come questo, scusatemi, ve lo voglio far vedere, Madonna, perdonate un secondo e sistemo subito, cioè capite che queste sono 8 persone dove tu vai a casa loro, nel posto di lavoro, quanti tamponi fai? Ne fai anche 50 per ogni persona, 5 per 8, 40 sono 400 tamponi. Considerate che noi invece ne abbiamo fatti 5.000 anche ieri. Adesso noi abbiamo già approvato, ve l'avevo annunciato prima del piano di sanità, prima che venisse fuori anche questa indagine, e noi abbiamo già approvato, è venuta la dottoressa Russo, se ricordate, il piano nuovo di sanità pubblica, con l'idea di fare non solo, domani sarà in giunta perché è passato da tutte le parti, è passato anche in CTS, non solo di fare tamponi di screening, che quelli di base ci servono, ma addirittura di pensare a target più importanti, rincorrendo ovviamente fasce di popolazione che sono fuori, avulse da questo sistema, no? Quindi c'è i luoghi di aggregazione, i centri estivi eccetera. Ecco, però vorrei ricordare che se è vero che siamo bassi lì, è altrettanto vero che c'è come se una correlazione positiva, cioè siamo la regione che ha l'incidenza, come si vede, che il tasso di occupazione delle terapie intensive e dell'area non critica più bassa a livello nazionale, tra le più basse, se considerate che gli altri due che sono in nostra compagnia sono piccole regioni, quindi c'è anche una correlazione positiva, no? In statistica si dice se c'è un dato come questo, evidentemente perché dall'altra parte c'è anche meno malattia, no? Ovvio che noi non dobbiamo abbassare la guardia, guardate che la Regione sta preparando tutta una campagna di testing e ve l'abbiamo annunciata in tempi non sospetti la scorsa settimana, che va in tutt'altra direzione.
che è quella di dire ai cittadini che io spero che si tolga la mascherina all'aperto, perché comunque sta diventando un problema con queste temperature e rischia di creare qualche altro guaio. Avete visto anche gente che è svenuta, eccetera. Però il vero tema è che noi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo insomma essere sempre performanti sul fronte del testing, ma non passi l'idea che il Veneto non fa tamponi. Altro? Ho un'altra domanda, ma dopo. Grazie. Lanza. Sì, e fra l'altro confermo la serietà della Fondazione Gimbe, cioè non sto, cioè, loro giustamente elaborano dati nazionali. Vi faccio un esempio, come dire, quanti over 80 ha fatto ogni regione? Sì, possiamo discutere una mattina intera, ma bisogna vedere quanti over 80 ha in percentuale sulla popolazione. Se prendete dalla quella che ne ha più over 80 a quella che ne ha di meno, la forbice è grandissima in Italia, ci sono delle regioni che hanno molti più giovani, quindi tu non puoi valutare dati se non gli dai un peso ponderale a tutti i dati che c'hai. Scusami Alda. Buongiorno. Prego. Alla luce di questo taglio delle forniture, secondo lei Presidente, quando è che il Veneto potrebbe raggiungere l'immunità di gregge? Ma io sono convinto che noi su agosto ce la facciamo, dopodiché vorrei anche dire una roba, se il tema è, viste le prenotazioni e tutto, vedo che insomma se riuscisse ad arrivarci un bel po' di vaccini ad agosto il giro di boa lo facciamo, però il vero tema è un altro. Il vero tema, adesso si parla tanto degli over 60 che non si sono vaccinati, noi continuiamo tutti i giorni con gli appelli, siamo partiti da 160.000, adesso siamo in grado di dire quanti sono adesso ancora non prenotati e non vaccinati, casomai vi porteremo il dato, però anche non prenotati. Però il vero tema è che oltre un certo limite poi non si va. Non vorrei che adesso nascesse questa leggenda metropolitana della caccia all'over 60. Cioè quando tu vedi che hai gli ottantenni che sono vaccinati al 99,3, è ovvio che ce ne sarà ancora 4-5 mila da vaccinare, ma vi ricordo che la vaccinazione è volontaria, quindi ognuno poi fa una scelta di vita. Quando vedo che i 70-79 anni sono all'88,3, non mi ricordo più, vi ho dato prima il dato. Noi abbiamo guardando questa tabella, il 43,1% ancora da vaccinare, ma mancano i prenotati, mentre bisogna vedere che dice il Presidente sono anche i prenotati, sì, quindi siamo più alti. Scusi, il dato che ci ha dato prima è 60-60, ma lei fa dai over 60, cioè dai 60 ai 100 il conteggio vostro? Sì. In totale? Sì. Sì, mancano i prenotati comunque. Ma comunque siamo alti, se voi prendete se il dato, guardate, ce l'avevo prima, prendiamo il dato come ipotesi del... Eccoli qua. È l'82,4. L'82,4, Sì. Allora, voi prendete anche i 70-79 anni, fanno 88,9, giusto? E i 60-69 fanno 82,4. Cioè, capite che parlare di caccia a chi non vuole vaccinarsi, ma stiamo parlando di un 18-15% di persone che non hanno scelto di non vaccinarsi. Non c'è una campagna che ha queste performance qui, cioè, considerate davanti a tutta una serie di dibattiti che a volte sono stati lunari, non ultimo quello di AstraZeneca con l'eterologa, senza l'eterologa. Qualcuno ha anche detto simpaticamente, no, ma se finisce Pfizer potremmo fare l'AstraZeneca come eterologa? No, ormai che ci siamo. A proposito di eterologa, avete dati su richieste di over 80 che vogliono cambiare da AstraZeneca, scusi, over 60 che hanno fatto AstraZeneca prima dose, che chiedono un mRNA per la seconda, e viceversa gli under, quelli che hanno meno di 60 anni, che invece vogliono fare anche... Sono infinitesimali, sono numeri piccoli. Peraltro ricordo la circolare ai cittadini, la circolare Draghi, definiamola così, perché sta settimana abbiamo visto di tutto su sta roba. Diciamo, l'ultima definizione del Ministero della Salute a firma del dottor Rezza è molto chiara. Dice che sotto i 60 anni, scandisco bene le parole, la vaccinazione da fare è eterologa, cioè la seconda dose dovrà essere Pfizer o Moderna. Perdonatemi se ripeto, ma poi c'è anche chi ci ascolta. Se una persona vuole a tutti i costi continuare con AstraZeneca,
dopo un colloquio con il medico dell'anamnesi, dopo avergli spiegato perché sarebbe bene fare l'eterologa, dopo tutto, se il medico dell'anamnesi decide che acconsente a fare la seconda dose sotto la sua responsabilità per AstraZeneca, può farlo, ma stiamo parlando, questo dice il circolare non è che dice vai lì e digli che vuoi fare continuare, perché l'indicazione medica del CTS è cambiare il vaccino sotto i 60 anni, salvo casi straordinari come quelli che vi ho citato, però che prevedono un colloquio, prevedono la firma del consenso informato, è tutta una procedura. Ok, Moscati e poi Bonnet. Sì. Prigioni. Sì, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto mi chiedevano dal centro anziani, loro fanno varie attività, hanno ripreso alla grande, le gite, sono tutti vaccinati eccetera eccetera, stando a come appunto è stato detto. Però per esempio alcune attività non si possono svolgere, tipo il ballo. Ora perché viene un po' parificato al discorso della discoteca, ma in realtà è un'attività diciamo all'interno di tante altre come la ginnastica che si fa o tante altre. C'è qualche possibilità in questo di, essendo un'attività ludica ricreativa e non di discoteca, di poterla svolgere all'interno essendo tutti vaccinati? Questa è un'osservazione che poi va a pari passo col tema della riapertura dei locali. Cioè siamo stati tempestati questo fine settimana, voi come me ne sono sicuro, di immagini di mega assembramenti con tanto di musica in piazze, in posti improbabili. Abbiamo avuto racconti delle movida in spiaggia a Jesolo o altro. Ecco, la discoteca è l'unico elemento che permette di controllare questi assembramenti. Peraltro voglio ricordare che i gestori di discoteca si sono sempre dimostrati disponibili ad applicare regole di controllo con tamponi e verifica di Green Pass, diciamo di certificati vaccinali o altro. Questo poi ovviamente avrebbe anche la ricaduta su quello che sono i centri anziani, i luoghi di aggregazione, cioè in via teorica se il vaccino funziona, cioè il contatto tra vaccinati con doppia dose dovrebbe essere un contatto sicuro. Ho usato condizionale perché è d'obbligo con il Covid. Questo io spero si traduca di fatto in una decisione del governo da luglio, perché comunque stanno letteralmente massacrando un settore economico, perché se è vero che la discoteca non c'entra niente col centro anziani, è altrettanto vero che il centro anziani molto spesso avrà un'orchestrina, avrà qualcuno che suona, o avranno i dischi, non so quello che sarà, però è pur vero che c'è un mondo dello spettacolo che è letteralmente azzoppato. Allora, abbiamo aperto i teatri e tutto, penso che ci siano degli artisti che lavorano anche in questi locali che hanno lo stesso diritto, lo stesso rispetto degli altri artisti che lavorano da altre parti, o no? Ecco, e un'altra cosa, mi scusi, viene fuori questa domanda perché diciamo il Premier Draghi ha detto, appunto ritornando al vaccino eterologo, del fatto che lui ha scelto il contrario, cioè essendo pur over 60, visto il fatto che non sembra da questo test che ha fatto, che ha potuto fare, diciamo, non è risultato una buona risposta anticorpale, allora fare l'eterologa al contrario. Questo ovviamente ha scatenato una serie di reazioni. Io stessa avevo chiesto alla dottoressa Ricci l'altra settimana e mi aveva detto no, non si fa il test eccetera, poi viene fuori il Premier e dice io l'ho fatto. Ovviamente questo ha scatenato una... viva la sincerità. Cosa vuole che le dica? Intanto io non so nulla di questa vicenda e mi guardo bene da commentare un fatto personale di una persona che dichiara di aver fatto, e soprattutto non ho visto i titoli anticorpali. Posso solo dire ai cittadini che hanno fatto AstraZeneca che negli studi si vede tranquillamente che l'esplosione della risposta anticorpale avviene dopo con la seconda dose. Quindi dopo la prima dose non è escluso che la risposta anticorpale sia fiacca, ma non solo per AstraZeneca, anche per gli altri vaccini, perché se voi vedete le curve, vedete proprio la somministrazione della seconda dose, vedete il picco di risposta anticorpale, per cui non.
Per cui continuare con AstraZeneca se non ci sono controindicazioni. Queste sono le indicazioni, assolutamente sì. Corretta. I miei genitori hanno fatto AstraZeneca in seconda, per dire. Sta settimana, no, 80 anni fa. Perfetto, grazie. Prego. Marco Boni. Sì, Presidente, un po' di domande rapidissime. Allora, sul tema delle discoteche, oggi ho letto che Tito Pinto, che conosciamo tutti, insomma, ha fatto nel muretto, fa un appello a lei per un intervento diretto in questo senso. Ma noi, guarda, io accolgo questo appello, che è un appello, guarda, che c'è, che sto portando avanti un fatto anche di giustizia nei loro confronti. Cioè, mettetevi nei panni di un gestore che è ridotto in ginocchio alla fame, disperato per gli investimenti che ha fatto, e di tutto un mondo che lavorava nelle discoteche, di studenti, gente a part time, gente che aveva bisogno di sbarcare il lunario, che si ritrova i locali chiusi, non per ultimo gli turisti che non trovano questa parte di intrattenimento che è fondamentale, soprattutto nelle nostre spiagge. Vedete cosa succede in spiaggia. E alla luce di tutto questo oggi sono letteralmente dimenticati, e vediamo poi cosa accade in giro per le piazze. Cioè, le immagini che arrivano dalle piazze ci dicono che in discoteca sono più sicuri, punto, c'è niente da aggiungere, perché c'è il controllo sul consumo dell'alcol, perché c'è il controllo con le linee guida per il Covid, perché comunque c'è un gestore responsabile giuridicamente di tutto quello che accade e quindi ci mette del suo. E quindi hanno ragione Tito Pinton, tutti quelli che lavorano nel mondo della notte. E l'appello mio che faccio al governo, che metta mano subito a queste aperture. Poi ne abbiamo parlato anche giovedì quando siamo scesi, tornerò giù giovedì questo, avremo giovedì, sapete, io sarò da Mattarella per la seconda volta con i colleghi presidenti, giovedì prossimo, quindi fra 2 giorni, e ne parlerò ancora anche con i colleghi presidenti, ma insomma, diciamola proprio come va detta, abbiamo la certezza che le discoteche si apriranno. Giusto, queste ce l'abbiamo, prima o poi le apriranno. Facciamo in modo di aprire quando non saranno morte del tutto. Perché se aspettano un altro po' veramente ci sarà un disastro. Io capisco che non fa audience, no? Se ci pensate, chi me lo fa fare a fare questi ragionamenti? Ma io lo faccio per un fatto di giustizia, ho difeso sempre tutte le attività produttive, e i cittadini devono uscire da sto retaggio culturale che la discoteca è il luogo di malaffare, malsano. La verità è che l'offerta turistica nostra non prescinde dalla discoteca. Ci sono isole in giro per l'Europa, penso a Ibiza, penso a Formentera, penso alle isole greche, Mykonos e altro, che hanno fatto la loro fortuna turistica proponendo questo intrattenimento, anche questo intrattenimento. A questo proposito, in tema anche di testing e nuove ondate, potenziali nuove varianti, proprio le immagini a cui si riferiva lei prima delle piazze, delle spiagge, cioè sono abbastanza inquietanti in questo Assolutamente senso. Sì. Siamo molto a dibattere delle mascherina sì, mascherina no all'aperto, ma chiunque è andato in spiaggia negli ultimi giorni ha visto che al Far West, cioè succede di tutto, nonostante anche gli sforzi di consorzi con le app eccetera, però i bagnasciuga sono murati di ragazzi, i chioschi sono pieni così. Allora in questo senso siete preoccupati che ci possa essere una ripartenza anche alla luce di queste varianti di cui si capisce poco, la Delta, almeno io ne capisco poco? Guarda, io ho sempre portato, i cittadini me lo riconoscono e penso che anche voi me lo riconosciate, obiettività nelle considerazioni. Adesso, a me non costerebbe niente adesso fare il catastrofista, tanto guarda, se va male avevo ragione, se va bene non si ricorda più nessuno delle robe dette così. La verità è che bisogna essere obiettivi con i cittadini, pensare che quando si parla dei Covid e del futuro bisogna evitare di far danni irreparabili all'economia e anche alla salute dei cittadini. Allora dico, uno, non è finita, perché sarà finita quando avremo il paziente zero, no? Cioè l'ultimo, non il paziente zero, l'ultimo paziente, e sarà finita quando avremo fatto il giro di boa con le vaccinazioni. Gli indicatori sono tutti assolutamente incoraggianti. Sentite, sollevare un biglietto, ho scritto 8 positivi in 24 ore, una volta facevamo 8 positivi in un condominio in 24 ore, oggi in Veneto che ha 4.900.000 abitanti. Dopodiché noi ci stiamo preparando con l'artiglieria pesante per l'autunno, ma non perché pensiamo che accadrà l'irreparabile, perché se dovesse servire
fare test durante l'estate, sequenziazioni o altro, ci aiuterà di più. Sicuramente lo scenario che si presenterà, anche se ci fosse, sarà diverso da quelli che abbiamo vissuto, perché abbiamo, vi ricordo, la presenza dei vaccinati, cosa che purtroppo non abbiamo avuto nelle ondate che abbiamo conosciuto, perché se ci pensate, la prima 0, la seconda ondata 0 vaccinati, la terza ondata li abbiamo presi in coda ai vaccinati, quindi la vera eventuale quarta ondata autunnale, semmai ci sarà, sarà una roba che io spero riusciremo a gestire in virtù del fatto che ci sono state le vaccinazioni. Allora, diffidate da chi vi dà proiezioni di devastazione totale o di liberazione totale, perché se fossero così bravi ci avrebbero anche annunciato tutte le soluzioni fin dall'inizio. La verità, abbiamo visto che soluzioni ce n'è, che giorno dopo giorno affronta il problema. Però insomma gli indicatori, guardate, anche a livello internazionale, per chi ha vaccinato prima di noi, sono indicatori buoni. Le varianti sono intrinseche nel virus, i virus variano passando da ospite a ospite, alcune varianti hanno delle peculiarità che altre non hanno. Questa variante Delta ha una peculiarità, perché c'è preoccupazione, perché con bassa carica virale sembra sia più aggressiva, cioè riesca a aggredire lo stesso. Però è pur vero che il nostro sistema con le vaccinazioni, adesso vediamo che risposta darà. Ad oggi non c'è pericolo. Ad oggi, in questo momento, in Veneto abbiamo isolato quel focolaio di Ormelle in provincia di Treviso, ma nulla di più. Stiamo sequenziando, siamo quelli che sequenziano di più e depositano più sequenziazioni sulla banca dati nazionale. Va bene, un'ultima domanda di tipo economico, insomma anche lì sembra che ci siano indicatori positivi, nel senso che i presidenti di categoria ci dicono che la ripresa sta partendo bene. Sembra che ci sia, lo chiedo magari perché la Regione ha degli osservatori in questo senso, delle dinamiche di prezzo un po' fuori controllo, no? Abbiamo letto molto materie prime, certo, però anche al consumo, cioè si vede un aumento dei prezzi. Voi registrate questo tipo di problema? Sì, lo stiamo registrando. Considera che intanto cominciamo col dire che ci sono delle aziende che dal Covid non sono state penalizzate, altre aziende che col Covid hanno fatto buoni bilanci e poi tante aziende sono state messe in ginocchio. La stragrande maggioranza delle aziende è stata messa in ginocchio dal Covid. Si sta ripartendo bene, gli indicatori sono positivi e io direi anche per un'ipotesi di PIL a 2 cifre, 10-12% in un anno potrebbe essere, perché sì. Stiamo recuperando il tempo perso. Adesso c'è necessità di spiccare il volo. Ovviamente l'aumento dei prezzi delle materie prime, parlo di legname, parlo dell'acciaio, parlo del rame, dei metalli, insomma di tutto quello che poi a cascata condiziona la nostra vita quotidiana, ha dato un aumento anche dei prezzi al consumo su molte diciamo delle utility o delle attività, insomma, che ci coinvolgono o dei beni che andiamo a acquistare. Le proiezioni, alcuni che si avventurano in proiezioni ci dicono che questo, anche qui il giro di boa, e quindi una flessione dell'aumento delle materie prime dovrebbe esserci alla volta di settembre. Vedremo se sarà così. Certo è che oggi, per dire, con il 110%, per dire, molti cittadini si ritrovano il problema del 110 e di fare i preventivi. Sono aziende che fanno preventivo per le grondaie in rame a 5 giorni, cioè bloccano il prezzo a 5 giorni. E così per il ferro delle armature piuttosto che il legno delle travi dei solai o Ma secondo lei non c'è anche qualcuno che sta facendo il furbo, magari per recuperare un po' di terreno perduto nei mesi scorsi, sta battendo su questa potrebbe essere una lettura che si può dare, però a questo punto il furbo c'è a livello internazionale, perché comunque i prezzi delle utility si vedono, sono alti. Però il consumo poi c'è una livella, nel senso che poi il prezzo di approvvigionamento per il consumatore, anche siamo in un mercato nel quale i segreti non ci sono più, visto la rete che ci permette di consultare qualsiasi prezzo. La verità è che l'aumento delle materie prime, diciamo che poi la Cina è partita in maniera impressionante e di fatto si è accaparrata un sacco di materie prime. Considerate che il trasporto di un container deve essere, penso,
triplicato o quadruplicato il costo di un container, quindi anche questo va a pesare su alcuni beni che si vanno a comprare e si portano quei container qui da noi. E per concludere, c'era una domanda ancora di Filippo da Antonella Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Voglio tornare sulla questione dei vaccini, il secondo richiamo per gli over 60. Alla luce delle dichiarazioni anche del Premier Draghi, un over 60 se volesse la seconda dose eterologa la può richiedere oppure... Ma è legittimo chiedere tutto, però è altrettanto vero che il medico dell'anamnesi deciderà se ci sono validi motivi per cambiare vaccino. Cioè il valido motivo può essere persona che ha avuto dei fenomeni trombotici, che ha avuto degli scompensi del vaccino, ma dire cambio vaccino perché sento parlare male di AstraZeneca o di Pfizer o di Moderna, decisamente no. Poi volevo chiederle, con la riduzione del... Però ad oggi non c'è indicazione per cambiare. Okay. Quindi non è automatico e bisogna che ci siano validissime motivazioni. Per quanto riguarda invece la riduzione delle dosi di Pfizer, la copertura delle prenotazioni fino al 4 agosto come prima e seconda dose è garantita? O c'è il rischio? Contiamo di farcela. Stamattina c'è stata una riunione, incrocio le dita, insomma è inutile che io non vi dica una roba che ormai è nota e il commissario la conosce. Il Veneto arriva al 65-70% di flaconi nei quali estrae la 7ª dose. Questo ci sta aiutando molto, perché sono tutte dosi che comunque dedichiamo a queste vaccinazioni. Speriamo di non dover spostare nessun appuntamento. Ovvio è che questa è un po' una doccia fredda, no? Questo annuncio della decurtazione su luglio. Devo dire che a me il commissario l'aveva annunciata sabato quando ci siamo sentiti. Grazie. Grazie, noi ci vediamo. C'era un ultimo Tosato, può essere? No, grazie, a posto. Antonella mi ha magistralmente anticipato. Bravissima Antonella. C'è un giorno storico, cioè adesso ho detto Verze, Sera, Tosato. E volevo dire, quindi noi ci vediamo mercoledì, facciamo il punto, e mercoledì vi parliamo di un nuovo piano di sanità pubblica rispetto a tamponi e a piano di, come si vede, di aggressione del territorio, fra virgolette, per il testing, perché faremo un bel progetto sul testing a prescindere che ci sia il virus o no, e quindi non siamo in grado di anticiparvi nulla, o meglio saremo in grado, ma non ci sembra il caso, anche per rispetto, diciamo, dei provvedimenti che dobbiamo approvare, però siamo già pronti. Grazie, buon lavoro, buon giorno. Aggiungo che domani comunque c'è il punto stampa al Balbi. Sì, domani abbiamo Rete Eventi Cultura, è una bella roba, quindi Rete Eventi Cultura. Quindi con tutte le province del Veneto, i comuni del Veneto, presenteremo il progetto. Voi sapete che c'è un cartellone unico. No, basta. Che non si dica che i registri sono come vantaggio. Esatto. La citazione. No, siccome qualche volta... Comunque non si dica che ci sono dei giornali di sinistra, perché dobbiamo sfattarla sta roba, no? Domani foto grande in prima pagina, grazie. Prego? No, non sapevo, serve ancora accese. Sempre su questo